Bentrovati da parte di Mirko Villanova in studio qui alla vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Lo spazio è quello dedicato al mondo sportivo, una rapida carrellata di notizie dall'estero e dall'interno, poi le pagine regionali ma soprattutto la provincia di Treviso con le proprie squadre, le nostre squadre, le interviste, i servizi e i reportage. Andiamo subito nel dettaglio quindi per vedere con cosa iniziare la nostra programmazione. Beh, iniziamola con il basket di A1 perché dopo la prima giornata di campionato adesso diverse squadre si getteranno nelle coppe, nelle competizioni appunto dedicate alla Coppa. La Virtus Bologna per esempio ripartirà domani dalla Champions, esordio al Paladozza. Giovedì e venerdì la prima giornata, vi dicevo, Milano in trasferta a Podgorica, mentre in Europe Cup seconda giornata e per quanto riguarda la Champions League con Avellino e Reyer Venezia, un esordio nuovamente per la Reyer Venezia che andrà in campo contro il PAOK di Salonico. Parliamo di pallavolo femminile con Mazzanti, il tecnico che vedete in questa immagine, è lui il fautore naturalmente insieme alle sue ragazze di questo splendido inizio del mondiale. Dopo la vittoria con Azerbaigian e con Thailandia ancora per un altro 3-0, adesso tocca alla Russia e quindi si comincia a fare sul serio proprio per andare in odore di medaglie. Italia invece per quanto concerne il calcio, Italia in campo domani con l'Ucraina a Genova, a Marassi, con tra l'altro l'incasso devoluto in beneficenza per le morti del Ponte Morandi. Italia che rientrerà poi a Coverciano dopo la gara e sabato, sempre in mattinata, ci sarà il trasferimento a Katowice per giocare la gara della Nation League contro la Polonia e qui non si scherzerà più. Andiamo e ritorniamo per quanto riguarda il calcio alla Serie A, questo è un ritorno, o meglio usiamo ancora il condizionale perché potrebbe essere un ritorno per Ventura, perché potrebbe, e rimango sempre sul condizionale, saltare la panchina del Chievo, dove per l'appunto si fa il nome dell'ex CT della nazionale italiana, Ventura. La Serie B, anche in questa categoria ci potrebbe essere un salto di panchina ed è quella del Crotone che Stroppa sembra non più in grado di tenere e di gestire. Si parla quindi di una privazione per quanto riguarda Stroppa e si parla anche di un ritorno di questo personaggio, di questa persona che è un bravo allenatore ed è Zenga. Andiamo in Serie C invece dove la storia da ricordare quest'oggi è sicuramente quella di Antonio Cassano o Fanta Cassano come preferite che si sta allenando con l'Entella. Ieri c'è stato il suo primo giorno di allenamento, contentezza, grande euforia in quella di Chiavari con l'Entella che potrebbe schierare appunto al via prossimamente anche Antonio Cassano che finalmente ha accettato le sue dichiarazioni. Sono state, c'è tanta gente scarsa in giro, posso giocare tranquillamente anch'io senza grossi problemi e forse non ha tutti i torti. Ci sono stati dei posticipi nel girone A, la Juventus Under 23 di Zironelli ha vinto contro la Pro Patria per 2-0, altra vittoria quella della Pro Piacenza in campo esterno a Gozzano contro il Gozzano per 3-0. E adesso parliamo di calcio, ma parliamo di eccellenza, parliamo di campionato locale, parliamo di campionato che seguiamo con molti dettagli, con molte interviste, con le nostre telecronache che trovate tutto in versione on demand sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Rimaniamo nella gara tra Eclisse Careni Pivigina e Treviso di sabato scorso, anticipo, è una gara che doveva sistemare alcune cose in casa a Treviso. Ieri abbiamo mandato in onda l'intervista di Graziano, il tecnico, il mister, che ha espresso dei giudizi su cui io sono pienamente d'accordo e allora sentiamo anche Garbuio, a cui ho chiesto proprio del perché di dover andare un po' a giustificarsi con i tifosi che poi alla fine hanno insultato i giocatori del Treviso a basso, cioè
nella zona appunto delle tribune del D'Agostin di Pieve di Soligo. E allora Nicolò Garbuio ai nostri microfoni. È un momento difficile, lo sappiamo benissimo, ma la squadra a mio avviso c'è e stiamo lavorando bene. Purtroppo abbiamo perso una marcatura in area, abbiamo perso l'uomo e è arrivato l'1-0, però secondo me non demeritavamo. Abbiamo fatto la partita che eravamo venuti qua a fare, perché sapevamo che il Carini era comunque un'ottima squadra, ostica, che non ci avrebbe regalato niente, e purtroppo è arrivata anche la contestazione dei tifosi e noi pensiamo solo a lavorare a testa bassa. Sicuramente girerà anche a nostro favore gli episodi. Cosa vi siete detti sotto la curva? Che ho visto che avete fatto un confronto con... Noi ci mettiamo testa, animo, cuore, tutto quanto, è più di andare lì e provare a spiegare che non ci sono alibi, purtroppo questa è la realtà, perché come ho detto prima lavoriamo bene in settimana e purtroppo bisogna trovare una soluzione. Non vengo a chiederti se lo trovi giusto dover dare degli alibi a delle persone, perché secondo me no, però vabbè, ci hai provato fino all'ultimo comunque in campo per cercare di fare gol, per cercare di... Sicuramente non solo io, ma tutta la squadra. Come ho detto, io per primo devo metterci la faccia, essendo capitano, avendo quest'onere, e posso provare a dare la spinta in più, il qualcosa in più, la parola in più, però oggi non è bastato. Sono fiero dei ragazzi comunque, perché hanno dato l'anima fino all'ultimo e purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Se no, cosa vi ha detto, se si può sapere? Nulla, assolutamente nulla. Quindi si continua così? Poi... Continua, adesso in settimana ci ritroveremo, c'è subito la partita di Coppa di mercoledì per rifarci e subito dopo abbiamo il derby col Giorgione e, come abbiamo fatto queste 4 partite, daremo l'anima per provare a portare a casa il risultato. Bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo a Nicolò Garbuio, che come avete sentito non ci sono alibi, ha detto. Certo è che insomma, più di andare a dire ai tifosi che hanno giocato cercando di vincere la partita, insomma, penso che non si possa chiedere a questi ragazzi e a questi giocatori. Complimenti al capitano Garbuio. Adesso abbandoniamo il calcio e parliamo di TVB, parliamo di basket. TVB Basket Treviso, da tutti indicata un po' su quasi tutti i quotidiani specializzati sportivi come una delle favorite per la vittoria finale di questo campionato di Serie A2. E allora, mentre un po' ci sono delle scaramanzie in casa Treviso, qualcun altro non si nasconde, insomma, anche perché c'è poco evidentemente da nascondere. Chi ha fatto bene, molto bene, durante la prima gara in casa domenica al Palaverde contro Ferrara è stato Matteo Chillo, che è stato avvicinato a fine gara dalla nostra Valentina Dalmas, con qualche difficoltà, un po' la tifoseria, un po' i cori che insomma hanno un po' disturbato l'intervista, però l'hanno resa anche più simpatica e più bella. Sentiamola. Siamo con Matteo Chillo, oggi prima partita al Palaverde, com'è stato? Emozionante, avete vinto? Sì, l'importante era partire col piede giusto e abbiamo trovato un ambiente carichissimo che ci ha dato una mano, una spinta ed è stato molto bello. Ferrara a tratti però vi ha messo in difficoltà, soprattutto quando eravate un po' più statici, quando non giocavate così bene in velocità. Sì, sapevamo che comunque non venivano a fare una gita, ecco, e quindi dei vari singoli molto forti Ferrara ci avrebbero sicuramente impensierato e quindi dovevamo contrastare questo flusso positivo per Ferrara e ce l'abbiamo fatto bene. Ascoltami! È difficile farla così, però ascolta, la prossima partita sarà in trasferta. Sì, in trasferta. Cosa vi aspetta? Sicuramente è diverso e dovremo cercare di lavorare bene come abbiamo fatto questa settimana e cercare di fare il meglio per riuscire a vincere anche in trasferta la prima. Quali sono le sensazioni qua al Palaverde con questo pubblico, direi sontuoso e rumoroso? Sì, no, sono belle, è giusto che abbiamo fatto una bella vittoria, è giusto che tutti quanti insomma festeggino ed ecco. Grazie. Prego.
Bravo Chillo e brava anche Valentina che insomma è riuscita a portare a termine l'intervista nonostante i cori sopra non fossero proprio totalmente, vabbè, comunque simpaticissimi gli amici delle curve appunto del Palaverde. Allora andiamo a parlare anche di Ruker Sanve, una Sanve che per quanto riguarda San Vendemiano c'ha la possibilità ecco, ci mettiamo da questa parte giustamente. C'è la possibilità di continuare la striscia positiva iniziata domenica a Lecco con la prima vittoria, giocherà in casa contro la Fiat Milano e bisognerà cercare di aumentare la possibilità di prendere subito il largo se possibile in questo campionato, un campionato difficile di Serie B2 in cui la Ruker ci torna. Noi ci saremo sabato a seguire in streaming questa partita come tutte le partite del campionato, insomma abbiamo e diamo molto alla Ruker, crediamo quest'anno che naturalmente sia un'ottima occasione per farvi conoscere questa bella squadra di Serie B di San Vendemiano, provincia di Treviso. Parliamo di rugby adesso, parliamo di rugby, il rugby Benetton che ha vinto, diciamo posso dire facile, 28-5 più o meno, mi pare questo il risultato contro i Southern Kings, squadra sudafricana sotto una pioggia battente per tutta la gara, ha dimostrato che la formazione di Crowley c'è, ha dimostrato che può giocarsela con tutti e potrà giocarsela anche con la Coppa adesso perché si torna in campo sabato contro Grenoble ma sarà per la Coppa. E allora in attesa di questo andiamo a sentire un esordiente perché sabato ha esordito anche un nuovo giocatore nei 15 appunto del Benetton, è l'Amaro, sentiamolo. Adesso siamo con un esordiente, la prima volta qui sul campo del Monigo. L'Amaro com'è stata? Un'emozione sicuramente grandissima, cavolo, giocare con giocatori così, soprattutto in questo stadio qua che comunque ci ho giocato da ragazzino al trofeo Topolino, insomma è uno stadio in cui ho sempre avuto diciamo, grande ammirazione e quindi esordire qua con questa maglia e con questo livello di giocatori è un'emozione fortissima per me. Un'emozione fortissima, tra l'altro una buona partita anche, puoi rimanere soddisfatto della tua prestazione? Sì, abbastanza, non ho diciamo, nulla da recriminare. Io cerco sempre di dare il massimo, quello che poi dopo viene in campo insomma gli errori ci possono stare, soprattutto con questo tempo, però quello che secondo me è la cosa fondamentale di ogni giocatore in generale è voler dare il massimo e cercare di dare il massimo sempre. E come ti sei trovato in campo? Con i giocatori ti hanno aiutato? Come ti hanno trattato diciamo? No, bene, molto bene, ma diciamo che ci eravamo già conosciuti nelle partite amichevoli, quindi un pochetto qualche affinità insomma già l'avevamo strutturata e sicuramente mi hanno aiutato perché ero parecchio emozionato, però insomma insieme siamo riusciti a fare anche comunque un risultato ottimo anche per il campionato, quindi questo è l'importante. Questa notte un po' di difficoltà ad addormentarsi, la gioia, l'adrenalina, che cosa cambia dopo questo esordio? Ma in realtà non cambia assolutamente niente, insomma il lavoro deve essere quello che è stato fatto finora e deve continuare, quindi non deve essere né un punto di arrivo, deve essere anzi magari un punto di partenza, ma nemmeno un punto di partenza perché è già iniziato molto tempo fa. Quindi questo è soltanto uno step, io amo chiamarlo step della scalata che poi dopo porta semplicemente il massimo livello che puoi raggiungere. E una volta raggiunto quel massimo livello puoi ritenerti soddisfatto della tua carriera sportiva. E allora ti auguriamo tanti step by step e in bocca al lupo. Grazie Crevi. In bocca al lupo, idee chiare, chiarissime per Michele Lamara che ha esordito sabato sera appunto nel 15 di Benetton Rugby e adesso, come vi dicevo, si pensa alle coppe. Bene, in attesa della Coppa, in attesa di altri avvenimenti, noi torniamo domani, vi auguriamo una buona visione, vi rinviamo naturalmente alla nostra web tv www.venetoglobe.com dove tutti i servizi, tutte le nostre interviste le trovate in modalità on demand. A tutti voi, buona serata.